È stata ufficialmente intitolata al compianto professor Domenico Gareffa la tribuna centrale dello Stadio Esseneto, una cerimonia sobria alla quale hanno partecipato la figlia Rosanna, i nipoti Marco e Sergio Penna, l'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè, con l'assessore allo sport Costantino Ciulla. E non sono voluti mancare tanti ragazzi di allora cresciuti sportivamente e sotto il suo vigile occhio. La cerimonia è avvenuta sabato scorso e sono stati tanti gli sportivi che non sono voluti mancare a questo importante avvenimento. Una targa ricordo è stata posizionata nella tribuna VIP della tribuna centrale e un grande pannello con foto ed una lettera ai nipoti dentro gli spogliatoi. Ed ora spazio alle interviste. Sì, oggi siamo qui, proprio nella tribuna coperta dello Stadio Esseneto, finalmente sono riuscito con questo intento, siamo riusciti quindi a intitolare questa tribuna a un uomo che per Agrigento ha dato tanto, un uomo di sport come il professore Gareffa, ha partecipato a tantissime competizioni sportive da giovanissimo, è anche stato compagno di squadre e di giochi di mio padre, che è stato uno dei primi portieri dell'Acre. Penso che è il minimo ed è doveroso quello che noi, amministrazione comunale, stiamo facendo per un uomo così importante per la nostra città. Quanti ragazzi sono cresciuti proprio all'ombra di Mimmo Gareffa? È stato docente per tantissimi anni. Ma io potrei dire che quasi tutti i ragazzi guignardini sono passati sotto Mimmo Gareffa, anche io quando mi sono dedicato all'atletica, ma un po' tutti, perché lui oltre che a dedicare l'impegno sportivo nelle ore proprio di lezione mentre faceva il professore di educazione fisica, poi dedicava anche il suo tempo libero a educare sportivamente i ragazzi, quindi è stato un punto di riferimento penso per tutta la gioventù agrigentina. Anche lui è stato un campione sportivo. Sì, è stato un campione sportivo, ha partecipato a tantissimi sport, calcio, pallacanestro e altro, atletica leggera, è stato un personaggio sportivo poliedrico. Qui abbiamo la figlia del professore Mimmo Gareffa, Rosanna. Ecco, che ricordi ha di suo padre? Sicuramente ce ne saranno tantissimi da svelarne. Intanto potremmo passare almeno una settimana in compagnia se io dovessi raccontare tutti i ricordi che ho di mio padre, considerato che sono stata figlia unica, quindi depositaria di tutte le memorie. Mio padre, fra l'altro, e anche mia madre del resto, erano due persone che tenevano molto alle memorie. Infatti ho a casa centinaia, per non dire migliaia, di foto antiche di tutte le epoche, tanto che 10 anni fa, quando c'è stata la ricorrenza dei 10 anni della dipartita di mio padre, ho pensato già di utilizzare un po' di questo materiale producendo un libro che raccontasse la sua vita da sportivo e le sue 3 fasi di calciatore, insegnante, sempre di educazione fisica, e allenatore della studentesca. La studentesca è stata una società che mio padre ha fondato nel 1954 e che ha avuto campioni in diversi decenni. Negli anni 60 Fasullo, Lucia, grandi campioni siciliani che hanno partecipato anche ai campionati nazionali e si sono sempre ben piazzati, anche Zambito e tanti altri, dovrei fare degli elenchi troppo lunghi. E questo negli anni 60. Fasullo era un saltatore un saltatore con l'asta. Pensate che si allenava in questo campo, perché questo campo è stato anche ha ospitato i campionati studenteschi di ogni anno di tutte le scuole della provincia e poi anche tutta l'attività dell'atletica leggera di queste società sportive. Anche lui è stato un campione.
sportivo. Sì, nel senso che da giovane intanto aveva partecipato rappresentando Agrigento nelle gare nazionali. Si sa che nell'epoca, nel ventennio, si esaltava la figura dell'atleta, del maschio italiano e quindi papà ha partecipato, mi raccontava, in molte regioni italiane, magari le più strane, triathlon di nuoto e bici, prove di qualunque cosa, ma lui eccelleva in tutte le attività veramente perché aveva doti fisiche e una passione al di sopra del normale. Oggi è una giornata molto felice per me, un po' perché ricade in questa ricorrenza dei 20 anni della morte e ricordarlo fa sempre piacere, sicuramente ricordarlo in questa manifestazione festosa come quella che è stata, ecco, l'intitolazione di questa tribuna, ma era diciamo un'intitolazione che si è fatta un po' aspettare, però alla fine sono contenta del risultato che abbiamo ottenuto e che finalmente questa figura, anche il nome del professore Gareffa e la curiosità di capire qual è stata la sua vita, una vita intera dedicata allo sport, da quando era bambino e fino, possiamo dire, a pochi giorni della morte. Lui ha sempre vissuto e parlato di sport. Ecco, Antonella Attanasio è stata un'allieva del professore. Che ricordi abbiamo di quegli anni? Beh, sicuramente i miei ricordi sono bellissimi. Io ho avuto il privilegio di averlo come allenatore e il privilegio di averlo collaborato come tecnico, quindi sono stata parecchio tempo impegnata da lui, ho imparato veramente tanto.